Buone domeniche, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tra vostre cure e che resti. Il Vangelo alle che di Marco. In che volte Gesù è arrivato so patrie, accompagnato dai discepoli. Rivade la sabide all'attaccata insegnate sinagoghe e tante in che lo ascoltave a disevin smaraveas, ma d'indula tiri al fur tutti questi robis. C'è sapienza ise mai queste che è state date, e c'è miracoli fasi non li sos mans. Poi, ma noi il Fari, il figlio di Maria, il frate di Diacum, di Joseph, di Giude, di Simon. E li sossurs non sono quelli fra mies di loro. E si scandalizzavano di lui. Gesù però diceva, un profeta all'espreseat domete so patrie, fra mies dei suoi parenti e in chiesa su. E non potè fa nessun miracolo. Dove guarì un po' di malas mettenti ursore gli smans. Si deve marivere per loro mancanze di fede. Poi alleve per i bors dell'intor e all'insegnave. Ecco che il Signor Chica torna al suo paese, ha un paese di montagne, piccole, poi sierata anche, no? Come che succede ai paesi. E aveva insintu, dopo cagliere la via probabilmente, che lui alleve a torpe Palestina a predicare un Dio tutto differente che aveva imparato a dottrine. Un Dio che io ben adduce, che il perdono è duce, tu capito? E dopo che diceva che l'uomo palval poi che non la legge, loro che avevano studiato la legge ci arrivano di osservare. Insomma, è succeduto prima o dopo di queste fatti che avevano contato voi, che dal suo paese, Somari e i parenti sono là, fur a Cirillo per portarlo a chiesa, perché avevano sentito di lui robis di che l'altro mondo. Poi bene, fin quando arriva lì a Nazareth, arriva però con i suoi amici, i discepoli, che non è nessuno di Nazareth. Bon, e la dide sabide al vatte sinagoghe e lì al favel proprio di quel Dio che loro hanno sentito che al chiacchierave a tor e si smaraven un nevore di questo fatto perché loro lo conoscono lui e attacchi a di ma dindu la tiri al fur tutti questi robi santo Dio l'estate a scuola insieme con noi non è l'altra scuola a Gerusalemme e chiaro lui lì c'è molto calfevele ecco dolali sai che pa di su che robischi e dopo dicono anche che la fa miracoli po' alle fari o il marangon ecco si sono dismenteati che robis lì e non lo conoscono così e ho conosciuto anche tutti i suoi parenti dai che le pensano come no anche che lui alle latfur ostriche di dove la vegna al quel ca non lo conoscono bene insomma non arrivano a accettare una verità differente di che loro hanno già tagliato. Chiaro che robe che non sto anche a non sapevo che quando vengono un'idea di una persona e a questo nome confermace che pensiamo già di che se è differente noi crediamo più. Allora facciamo una riflessione sulla verità. La verità è fuori dall'uomo. L'uomo parla di Cirile crodint di novelle già, perché le cir, ma loro non le cirivin, crodevin di vele su di lui, perché non arrivin a accettare il nuf che ben dal loro paese, differente che loro pensavano. E la verità sia dichiatale, ma attenzione, non è mai tutta la verità. E accettare, e attenzione, perché che sia di accettare la verità, e non che parte che non scomode a non la santa in bande che l'altri tocca. In più la verità sia di servile, non basta sapere la verità. Non si può mai doprare, massime quintre che altri, e invece sia di vivile. Poi bene, loro vi ho detto che alleluia, che loro non lo capiscono più, che dice certi robis, ecco, non credino a ciò che dice, parvie che alleluia di che robis lì, non si domandi mica, ma c'è che dice.
isa giusto, isa sbagliato. Vi ho detto che fu di Nazareth, quintri di lui, e erano sempre i scribi, i fariseos, e la puareint, i semplici, dicendo in Dio c'è ben calfavelle. Chi succede il contrario? Non sapevano che la verità non dipende persone che la puarte, semmai la persona che la puarte dipende verità. E se tu ammetti la verità, se loro si domandavano, ma c'è caldis, non splasi e non splasi, ecco. No, è un refudato perché l'alleluia di. Se tu ammetti tu la verità, non è che tu dai ragione a persone che la puarte in modo che tu dipendi di che persone, no? Tu dipendi sempre da verità. Di modo che se veis un nemico che dice il vero, non veis di dire che noi è vero perché che lì non us place alle vostri nemici. No, o veis di riverire la verità, accettare e dai ragione anche alle vostri nemici e di conseguenze sapete che non dipendeis di lui per vi dare ragione, che invece voi altri so dipendeis da verità. La verità non è di Dio. Ecco, allora, lui ha detto, un profeta all'espresiato nome di suo patria, e chi sarebbe un discorso tan lungo che mai di fa. Perché provate a pensare, l'Europa ha il paese dove il cristianesimo è nasciuto la via, sì, in Palestina, ma dopo è cresciuto che via, sono ridotto. E è arrivato in tutto il mondo proprio partendo dall'Europa, il cristianesimo. Un po' bene, in Europa è nasciuto l'ateismo insieme al cristianesimo, che è l'affermazione che Dio non esiste. Dopo che è venuto proprio a farsi viodi. Dopo è nasciuto il colonialismo, dopo che il Dio che è venuto qua non sa dite così in due fradis e noi siamo là a fare di parons in chiese di chiatris, a fare sclavs i fradis e vendio, pense. È nasciuto il capitalismo che lui aveva detto o Dio o Mammone, no? Bon, arriverì proprio i bes, è nasciuto il capitalismo cadino. E se venite a chiese, proprio te iglesie, come il Papa, provate a vedere le difficoltà sulle schiatti. A chiese so, ma c'è discorso facile che il Papa che, invece di difendere la tradizione dell'Eglise, invece di squalificare che emergono squalificati, provate a vedere, c'è attuale che il Vangelo qui, ma non è buono, benedetto Vangelo, e voi también che mai, perché al butte una luce proprio sul momento che viviamo. E dopo, no cristiani, perché non si legge il Vangelo? Perché? Perché si lo ha avuto sempre di seconda mano dei predici che avevano il monopolio del Vangelo, no mo? E poi il Vangelo è difficile, ma c'è difficile? Provate a pensare che il Signore favelava alla Int, non favelava mica ai predici perché che traducessero alla Int il Vangelo, no, al favelava, come di fatto, al favela in forme semplicissime di Dio, per favelare di Dio al favela dei rosi, dagli uccelluzi, dalla ploe, dai sorelli, dai contadini, dai pastori. Alle nevore semplici il Vangelo, vi odin di svicinare il Vangelo, proprio te non cristiani vedono di difficoltà a lei il Vangelo. E che al dice che proprio te che di chiesa so, proprio te che, ecco, lo refudin. E plan che non vedete che le iglesi si svedin, sì, sempre più. E anche nei nostri paesi, sì, sempre più. Ormai, dove tu vedi che questo Vangelo è vero, proprio per il momento che stiamo vivendo. Fortuna che lui alleva per i borghi dell'intorno all'insegnava di un'altra banda. E perché il Vangelo non si distuderà saveso. E il Signore ha scritto dentro di noi. Se no, o lasci dentro, o vedere. Ben, preghi, per l'amor di Dio. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, anche voi tu veniste nei nostri paesi, vi è con l'umanità di che conosciamo già. Per favelarnos con la lingua delle nostre ente, con le robe che non toccano. Tu che tu hai avuto tante fiducie in te umanità, di voler passare pari e con che mostrarnos il pari, farnos capire anche a noi che possiamo riconoscerti e incontrarti dove passano paioms.
chiapas par fradis. Fa saltare il tapon che ti templatat in lor. So ridurre la nostra sicurezza di sapere già tutto di loro, magari coi pregiudicis, fis de nostre pigrizie. Danus i tiei voi, par vio di te nestre in la to muse, e danus listo sorelis par sinti la to per aule, tai discors di ogni dì, e così disvoluciai in ogni persone il straordinari platat tal'ordinari. Amen. Allora, viene imparare la lezione che non conosciamo neanche noi stessi, che dentro di noi sono stati di loro che saltano fuori quando cambiano le situazioni di vita, che diventano alti straordinari, allora anche noi. O saltano fuori differenze di quel di ogni dì. E così tanti altri sono stati di loro. Non potrei mai dire di conoscere una persona, mai, mai, mai. Benedetto il Signore che l'ha detto di noi giudica, mai. E voi in base a quel Vangelo qui, ovin anche noi di domandarsi, quisal Cristo per me? Perché Lui si presenta a me. E o potrei fare come che di Nazareth, chiamo Signore, io sono stato a Dutrene, io sai c'è coi di fa e tu non tu mi conventis. Oppure, o potrei dire, Signore, mi pareva che mi mangiava alco, bisogna che ho chiappi su il Vangelo e magari ti radogni qualche persona per arrivare a lei insieme e conosciti sempre più, perché che tu sei, che anche la conoscenza di Dio è una roba che va in davanti, non è che noi o sappiamo che è perché convinci in tutto, a fevelà di Lui, perché così sta su dottrine, alle donne svicinando dal Vangelo che allora un po' alla volta si lo conosce sempre più e non si finisce mai di conoscerlo. Buone domeniche e mandi.